Tanta paura questa notte, attorno alle 2:30 in via Fabio Filzi a Rosà è divampato un pauroso incendio che ha completamente distrutto tutto quello che era custodito in quel magazzino. C'era il mangime per le bestie, c'era il foraggio per gli animali dell'azienda agricola gestita da Renzo Amadio. Con me la moglie del titolare, Tamara Sirbu. Signora, sono stati davvero momenti di grande paura e tensione. Certo, quando vedi queste cose non è piacevole e dopo un spavento di notte che ti svegli con tanta paura, angoscia per andare fuori per vedere cosa succede, perché scoppiava le rotte del carro miscelatore, allora un rumore tremendo. Ancora al lavoro i vigili del fuoco arrivati oltre che da Bassano anche da Cittadella e Vicenza, più di una dozzina di operatori sul posto dalle 3 della scorsa notte sino al pomeriggio odierno per domare il rogo e assicurarsi lo spegnimento di tutti i possibili focolai. Salvi 700 capi di bestiame che si trovavano nelle stalle, anche se i danni materiali sono ingenti. Siamo rimasti senza mezzo di lavoro, mezzo di trasporto di lavoro e niente. Speriamo che ci riprenderemo, non so come, ma speriamo bene. Per voi è un danno importante a livello proprio economico? Tanto. Lui ha lavorato in questa azienda di piccolo, di 14 anni, già lavorava qua per mettere in piedi questa azienda, è grande, è grandina l'azienda e dopo infine si succede in un attimo, in due ore, anche in mezza oretta e prende fuoco tutto. Tanto lo sconforto del titolare, Renzo Amadio. Compromessa anche tutta un'attività, il lavoro di una vita? Ho sempre fatto io questo lavoro. Non ci voleva? Anche perché sono a conclusione dei miei anni lavorativi. E non ho portato fuori l'azienda dell'acqua, di modo ancora in pericolo. Ora i tecnici dei vigili del fuoco devono capire l'origine delle fiamme, sul posto in sopralluogo anche i carabinieri.